Allora, Assessore, una forte regia regionale e la Regione che deve intervenire con anche un tavolo tecnico a questo punto, però che possa comprendere tutti gli attori di questo importante intervento, perché altrimenti sennò dopo ognuno fa per conto proprio e vediamo che c'è una legge quadro magari regionale, poi i comuni, eccetera, succede di tutto e di più. Sì, devo dire che comprendiamo e condividiamo quelle che sono le preoccupazioni e le aspettative del dottor Curto. La Regione deve avere un ruolo sì di regia, ma deve anche porre in essere delle norme che siano norme effettive ed efficaci. Abbiamo voluto fin dall'inizio della genesi di questo progetto di legge condividerlo con il più ampio spettro possibile di soggetti. Non a caso il percorso è iniziato con il coordinamento Urban Meta, che ha dato un grandissimo contributo alla redazione e ai contenuti di questo progetto di legge di contenimento del consumo del suolo, cercando di coinvolgere in primo luogo l'ANCE, tutti gli operatori delle categorie, i soggetti interessati, i progettisti e rappresentanti di categoria. Quindi è un percorso che dobbiamo riuscire a fare assieme e riuscire a fare assieme anche attraverso una condivisione con gli enti locali, che saranno poi quelli che dovranno nel territorio andare ad applicare le norme regionali, ma occorre che siano norme cogenti, che siano norme efficaci e che siano norme uguali per tutti. Quindi la regia regionale è fondamentale. Aggiungerei il fatto che se così non fosse andremo a tradire quello che è l'elemento di fondo, ovvero andremo a fare una legge di principi che sono principi assolutamente condivisibili da tutti i meritori, ma che poi dopo non trova applicazione e, come diceva, come si suol dire, fatta la legge è trovato poi l'inganno. Ecco, non è questo assolutamente il nostro obiettivo. Noi ci rendiamo perfettamente conto che questa è una sfida epocale, è una sfida per il futuro del Veneto, è un diciamo, passaggio fondamentale per capire quello che sarà il Veneto di domani e quello che sarà il Veneto che lasceremo alle generazioni future, un Veneto che oggi conta gli elementi artistici, culturali, paesaggistici forse più importanti d'Italia. Non dimentichiamo un tessuto con delle bellezze artistiche e culturali, 3.800 ville venete, luoghi, siti tutelati dall'UNESCO sia per quanto riguarda i nostri centri storici, centri urbani, ma anche le nostre bellezze naturali, le Dolomiti, il Parco del Delta del Po, quindi una realtà che dobbiamo assolutamente riuscire a conservare e dobbiamo riuscire a farlo insieme ai nostri sindaci e insieme alle categorie produttive, agli operatori di questo contesto, che è un contesto che produce economia. Però dovremo fare economia in modo diverso, non possiamo continuare con una dinamica che abbiamo visto che è una dinamica che ormai è insostenibile. Il tutto in che tempi? Perché poi in genere quando si parla di imprenditori richiedono anche una tempistica abbastanza veloce, quindi sulle case sfitte non vi preoccupate, ci penserà il nostro caro Perfetto a requisirle dalle gli immigrati, quello che sì che è un business. Vabbè, lasciamo perdere anche questo. Questo è uno scandalo che assolutamente va sempre evidenziato. Ad ogni modo i tempi devono essere tempi certi e tempi brevi. Quando pensate di riuscire a chiudere questa legge? La legge arriverà in Consiglio, quindi all'esame del Consiglio già prima dell'estate, perlomeno questo è il nostro auspicio. Il Presidente Zaia sta cercando di stimolare il più possibile l'esame e quindi il percorso di questa legge. I consiglieri sono tutti molto collaborativi, quindi c'è anche la volontà, direi bipartisan, di raggiungere un risultato positivo e lo stiamo cercando di fare utilizzando l'elemento della condivisione come elemento fondamentale. Dopodiché però bisognerà assumere delle decisioni e portarle ad efficacia. Bisognerà stabilire naturalmente dei periodi transitori, capire bene quello che rimane dell'esistente e quello che sarà il percorso di domani. Lo faremo anche informando coloro che sono i tecnici comunali, i progettisti, tutto per quello che riguarda i vari ordini professionali interessati. Vogliamo utilizzare il metodo della condivisione, abbiamo iniziato con questo e vogliamo finire con questo metodo, ma occorre assumere delle decisioni certe. Presidente. Sì, allora, innanzitutto ritornando ad un messaggio che era passato prima, devo dire per chiarezza che non tutte le attività artigianali
possono essere così intraprese se non si hanno i requisiti. Nel caso dell'idraulico, l'idraulico rientra ancora in un ambito specifico, perché per avere i riconoscimenti, in particolar modo sulla lettera G, che vuol dire gas, e qui si sta parlando di evidentemente impianti che sono altamente pericolosi se non ben, dopo magari purtroppo troviamo nei supermercati gli scaldabagni in vendita e non si capisce bene chi andrà a montarli, quindi questa è una forma di abusivismo che andrebbe assolutamente, non è tollerabile, però ripeto, sono ancora categorie che per poter esplicitare il loro lavoro devono avere i requisiti tecnici che vengono vagliati. Un tempo c'erano le commissioni provinciali artigianato, queste si sono svuotate di funzioni, però rimane sempre in capo alle Camere di Commercio, anche se ridotta alle commissioni provinciali, l'attribuzione del riconoscimento. Questo giusto per chiarezza. Sulla questione invece specifica di quello che dicevamo prima, io perfettamente concordo, è evidente che l'argomento lo stiamo trattando e talvolta ci ripetiamo, perché il tema evidentemente è talmente interessante che trova molta condivisione. Anch'io sottolineo con forza, come ho già fatto in un'altra occasione in questa trasmissione, che non possiamo avere il pensiero che alla prossima finanziaria, poi gli cambiano nome, no? L'incentivo decada, non ci sia più e quindi c'è questo rischio. Non c'entra la Regione? No, credo. sto parlando a livello nazionale, chiaramente le finanziarie sono all'appannaggio del governo, quindi ci vuole un periodo quantomeno di tranquillità entro il quale le famiglie possono una programmazione, e questo è indiscusso. Io devo dire che la Regione del Veneto è stata lungimirante sui progetti proprio specifici della casa da sempre. Prima in Italia ha attuato il piano casa, prima in Italia oggi a mettere mano a questo importante tema dello sfruttamento del suolo con dei principi direi assolutamente interessanti e credo condivisibili da tutti, perché stiamo parlando di non erodere più territorio ma andare a migliorare un tessuto esistente. Anch'io condivido perfettamente che il Veneto è una delle più belle regioni d'Italia, che talvolta purtroppo ma nelle periferie invece dimostra essere una delle scatole che vanno risistemate in maniera assolutamente necessaria. Ci sono tanti modelli oggi che si possono intraprendere e su questo evidentemente ho avuto già modo di confrontarmi e ho trovato grande disponibilità e sono anche grato per questo a nome della categoria che rappresento all'assessore regionale. Tre cose sostanzialmente le avevo chiesto e gliele ribadisco anche oggi. Una parte è stata anche la sua domanda, l'iter abbiamo sentito che sarà a luglio, quindi è necessario che veramente si riesca ad avere questa norma in tempi assolutamente brevi e certi. Velocissimo, che siamo in la chiusura. seconda cosa, sono velocissimo, impartire un vademecum, passatemi il termine, per gli enti locali e quindi formazione specifica alle funzioni. Dovranno provvedere. E questo assolutamente necessario, bisognerà fare una volta si chiamavano conferenze di servizio, no? E quindi sarà necessario fare questo. Terza cosa, creare un tavolo delle costruzioni che veda condivisione da parte di categorie economiche, sia artigiane, industriali, professionisti, enti locali, in modo tale che vi sia quella coesione necessaria e auspicata anche dall'assessore, e credo che potremmo veramente raggiungere degli ottimi risultati entro breve tempo. Perfetto, una battuta di chiusura, professore? Ma io dico che sostanzialmente oggi mettere i soldi nelle proprie case conviene, investire, non metterli sotto il materasso, ma metterli in realtà nei muri, rimettere Quindi un passaggio culturale, questa è un'altra cosa. Dobbiamo pensare che investire lì fa bene all'economia, ma fa bene anche alla nostra salute, al nostro benessere. È la salute, questo non l'abbiamo accennato, è un altro capitolo. È una cosa che fa bene a tutti, è un'operazione dove vincono tutti e su questo dobbiamo insistere assieme, tutti assieme, tutto il settore, noi che lo studiamo, chi lavora, chi fa le norme, eccetera, per raccontare queste cose e spiegarle bene, per non avere poi fraintendimenti
come alcuni che magari si leggono, però che in realtà da un lato fanno sorridere, però dobbiamo anche pensare che dobbiamo fare un grande lavoro proprio di informativo su queste potenzialità. Di comunicazione a riguardo. Lei più volte ha parlato anche di salute, negli edifici, tantissime patologie nascono proprio da questo, è un altro aspetto molto molto importante, per cui potrebbe anche... La ristrutturazione può avere anche questo risvolto importantissimo. Pensiamo solo a tutti i materiali utilizzati nelle vecchie costruzioni che sono dannosi e la cui dannosità è riconosciuta, per esempio l'amianto, e che si trovano ancora in grande quantità nel nostro patrimonio edilizio. E non solo. Aggiungerei anch'io un tassello velocissimo. Purtroppo la crisi che attanaglia molte famiglie vedono oggi, io vengo dalla zona di montagna, il riutilizzo della legna e del carbone, quindi gli sforamenti delle PM10 evidentemente è frutto. Ma non purtroppo... lo sanno le persone, perché ne ho parlato con più persone, dicono che in realtà è un prodotto, un consumo sano, che non è inquinante, per cui vuol dire che c'è mancanza di conoscenza. Poi esistono nuovi materiali, tra l'altro delle vernici, che assorbono l'inquinamento, questa è un'altra cosa interessantissima, esatto, perché ha la possibilità e fanno bene all'ambiente. Ultimo messaggio, vado in Friuli spesso e faccio la statale, vi assicuro che fino a Portogruaro è un paese dopo l'altro, tante case e pochi campi. Dopo Portogruaro non c'è altro che campi, abbiamo abusato un po', effettivamente è un dato di fatto. E poi magari in una prossima occasione parleremo anche delle zone artigianali dei nostri comuni, perché è un continuo proliferare capannoni vuoti. Sì, bisogna andare oltre al concetto di evitare il consumo del suolo, bisogna anche spingersi fino a dire rinaturalizziamo le aree degradate. Perché le zone dove ci sono industriali... zone artigianali, capannoni abbandonati, dobbiamo avere il coraggio di dire torniamo ai campi, torniamo alla nostra agricoltura, torniamo al verde. Ma lì ci deve essere un intervento sempre di carattere regionale. Questo la legge lo prevede come possibilità. Questa è una buonissima cosa. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, ci ritroveremo ancora, perché quando si parla di fare informazione, cultura eccetera è necessario quindi ripetere certi concetti, magari avremo ancora ospite l'assessore per aggiornarci sulla situazione, speriamo non sulla questione sicurezza perché altrimenti diventa... Parliamo del prefetto la prossima volta se vuole. Ecco, dai, ha dato un giusto suggerimento. E grazie ancora di essere stati qui con noi, a voi di averci seguito, di aver partecipato, ci vediamo come sempre domani.